Ok. Buongiorno a tutti. Ok, tutto bene? Sì? Ok. Possiamo aprire la nostra Bibbia, 1 Corinzi, capítulo 12. Hoje parleremo o senso di essere na Chiesa in Cristo. E se la Chiesa non è in Cristo, non è la Chiesa. E la parola ci insegna tanti princípi, tanti concetti, tanti valori che noi dobbiamo imparare o senso di essere e não stare, ma essere. É a nossa identità come popolo, a nossa identità come gente, come Chiesa. E o texto di 1 Corinzi è collegato molto a questo principio, perché c'è lo Spirito Santo che trasforma la nostra vita. Ossia, ci sono certi comportamenti che per me è molto difficile, ma c'è lo Spirito Santo che è Dio, e questo Spirito Santo che è Dio é que te fa a vivere questo comportamento que deve essere di un cristiano che riflette la persona di Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versetto 26, dice così: se um membro soffre, che cosa continua dopo? Tutte le membra soffrono con lui. Se um membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, vós siete o corpo de Cristo e membra de esso, ciascuno per parte sua. E quanto prezioso vedere le caratteristiche que te porta a essa riqueza, não? Se um membro está sofrendo, nós estamos sofrendo assieme. Se um membro está vivendo la gioia, um entusiasmo, uma conquista, nós estamos vivendo la gioia com questo membro. Tante volte è molto difficile gioire con quello che gioiscono, perché tante volte pensiamo, perché lui non io? E tante volte abbiamo questo paragone. Ma tante volte i nostri membri stanno soffrendo e noi stiamo da parte. Noi dobbiamo vivere questo senso di soffrire con quelli che soffrono, gioire con quelli che gioiscono, stare da parte di una vita di chiesa, di comunità, di popolo. Noi abbiamo o grande risco tante volte di creare il nostro piccolo gruppo, identificarsi soltanto con quello 2, 3, 4, 5 persone. Ma la Chiesa non è questa. La Chiesa è l'abbondanza delle persone che vivono insieme a noi, e con questa abbondanza delle persone che noi dobbiamo imparare a vivere. Perciò quando Paulo ci insegna questo principio che la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita ci porta a questa caratteristica, a gioire con quelli che gioiscono e a soffrire con quelli che soffrono. Hoje sicuramente tanti di noi stanno vivendo um período belíssimo, mas sicuramente ci sono dei fratelli nostri oggi che stanno soffrendo. E è lì che noi dobbiamo soffrire, e è lì che dobbiamo gioire. Perciò iniziamo questo culto oggi offrendo questo culto al Signore e pensando, non a me, perché in Cristo la mia morte esiste, ma la vita degli altri è la mia responsabilità. Adesso possiamo pensare in una vita che tu sai che sta soffrendo, oppure una vita che sta gioendo. E preghiamo, perché questo è il popolo, è la Chiesa di Dio. Nosso Padre, gioire, soffrire. Ti ringrazio, Padre, che tante volte noi vogliamo stare da parte, ma ti ringrazio perché lì lo Spirito Santo ci parla. Ti ringrazio perché quando vogliamo stare da parte, lo Spirito Santo si rivela, parla nel nostro cuore. Ti ringrazio, Padre, perché questa grandezza dello Spirito Santo che sei tu, Dio, nella nostra vita, ci porta a fare di un atteggiamento, un comportamento diverso della mia natura. E ti ringrazio, Padre, che questa natura peccaminosa, che tante volte vuole manifestarsi nella mia vita, lo Spirito Santo uccide e fa vivere, mio Padre, i tuoi principi. Gioire con quelli che gioiscono, soffrire con quelli che soffrono. Che questa caratteristica, Padre, che tu ci hai insegnato nella parola, sia la nostra comunità, sia la nostra vita. Questo culto, Padre, che offriamo a te, che io possa, Padre, guardare mio fratello, la mia sorella a fianco e compatire e vivere e sapere, Padre, che tu mi hai dato questa responsabilità di essere un servo lì, per gioire e per soffrire.
siamo membro uno degli altri. Facciamo parte di una comunità che tu ci hai regalato. E adesso iniziamo un culto, Padre, come un'offerta. Iniziamo un culto come una consacrazione. Iniziamo un culto, Padre, offrendo la nostra storia, la nostra vita a te. Perché questo culto, Padre, è vivere come popolo, come comunità. Grazie, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Adoriamo? Possiamo stare in piedi? E possiamo cantare e lodare ao nostro Dio. Amen. Questo è il momento di essere chiesa, questo è il momento di essere comunità. Nel mentre che noi canteremo, questo è l'esatto momento in cui tu puoi salutare la persona alla tua destra, alla tua sinistra, davanti, dietro. Sono sicura che tu non hai salutato tutti quanti che ci sono qua, che possiamo salutarci, dare una parola di benedizione e iniziare bene questa domenica.
possa essere il nostro rifugio, che Lui possa essere nostra rocca forte. Amen. Continuiamo a lodare. Per questa mattina che tu ci hai dato, ti ringraziamo perché sei stato con noi durante la settimana, ti ringraziamo perché siamo in questo tuo tempio, Padre, ti ringraziamo perché possiamo lodarti, ti ringraziamo perché possiamo sentire la tua presenza, Signore, ti ringraziamo perché tu sei qui in mezzo a noi. Amen. È il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è un luogo santo. La gioia della terra. Signore, in Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita, noi ci prostriamo a Signore, noi vogliamo lodare vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto.
città del nostro Dio, il luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Signore, noi vogliamo lodare te, ringraziarti. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Sei re. Sei re. Sei re. Amen. Che possiamo continuare a cantare questo inno che non è da tanto tempo che noi cantiamo, ma che possiamo ricordare che noi abbiamo questa lieta certezza in Gesù, nelle cose che Lui ci dice che compirà, che noi possiamo avere questa certezza in un uomo che è lassù e non un uomo fisico, non un uomo che noi vediamo, non in un amico, non in un partner, ma che noi possiamo avere questa certezza in un Dio che è lassù, un Dio che ha tante promesse, un Dio che ci ama, un Dio che vuole soltanto il bene per noi. Amen. Lieta certezza son di Gesù, quale dolcezza ho il ciel qua giù. Già son rinato, redento son riscattato, ho il suo perdono. È la mia storia, è la mia fede, tutta la gloria a Cristo il mio Re. È la mia storia, è la mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re. Il suo volere osserverò del Salvatore, l'amor godrò, sempre guardare a Lui lassù, nel suo osservare la sua virtù. È la mia storia, è la mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re.
Cristo mio Re. Gesù mi guida, ansie non ho, il mal diffida, pur vincerò. Lo Spirito Santo reca dal cielo l'amore santo del puro agnello. E la mia storia, e la mia fede, tutta la gloria a Cristo mio Re. E la mia storia, e la mia fede, tutta la gloria, tutta la gloria, tutta la gloria a Cristo mio Re. Amen. Ti ringraziamo perché noi sappiamo che abbiamo questa certezza, Padre. Ti ringraziamo per questo grande amore. Preghiamo che noi possiamo essere attenti, Padre, ad osservare la tua parola, impararla, Padre, questa mattina, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Cantare una storia di fede è un'esperienza di vita, no? Come sta la tua storia con Cristo, né? Qual sta la tua esperienza di vita con Cristo? E questa deve essere la nostra caratteristica, no? Di avere una storia in Cristo, e una storia in Cristo è un'esperienza con Lui che abbiamo cresciuto e condiviso con gli altri. Quanto è bello vedere in testi biblici che parlano di una storia di fede di un personaggio, ma che questa storia sia la tua. E hoje vogliamo camminare no senso di avere una chiesa che veramente sia centrata nella persona di Cristo. La chiesa è una dimostrazione visibile di un Cristo oggi invisibile. Ossia, siamo noi a fare vedere un Cristo che la gente non riesce a vedere con i propri occhi. E la chiesa deve essere centrata nella persona di Cristo, la persona di Gesù. Perciò la Chiesa è guidata dal Signore, è stata creata dal Signore, è lo Spirito Santo che si muove in mezzo alla Chiesa, ossia è tutto collegato alla persona di Dio, e è questa che è la Chiesa di Dio. Perciò la Chiesa è un sogno e è un progetto di Cristo. E quando Cristo è andato in cielo, lasciato le promesse, e una promessa forte che veniva lo Spirito Santo, e questo Spirito Santo che adesso proclamava con le persone la gloria do Signore, e lì si inizia la Chiesa. Perciò já abbiamo detto diverse volte, il libro Atti degli Apostoli sarebbe anche Atti dello Spirito Santo che lavora in mezzo alla gente e con la Chiesa di Dio. Oggi purtroppo la Chiesa sta perdendo la sua autorità, perché o senso dell'autorità non è essere autorità di una responsabilità, di un carico, è l'autorità di vivere lo stile di Cristo in mezzo alle persone, in mezzo alla gente. E tante persone, tanta gente oggi stanno abbandonando la Chiesa, perché pensano che io posso vivere il mio cristianesimo senza essere collegato con le persone. E non esiste questo. La mia vita cristiana è collegata con le persone. Non esiste una vita cristiana a casa, non esiste una vita cristiana individuale, non esiste una vita senza camminare
con le persone. E è questo principio che la parola di Dio ci insegna. Perciò non troviamo nessuna base biblica delle persone che rimangono isolati di una vita comunitaria. Non c'è questo principio biblico. C'è un principio personale di persona. Perciò che la Chiesa è un popolo, sono le persone, sono rapporti umani, sono delle amicizie, è un aiuto all'altro, come abbiamo parlato all'inizio del culto, soffrire con quelli che soffrono, gioire con quelli che gioiscono, è un appoggio, è una crescita, è una liberazione del nostro egoismo, è una liberazione del nostro peccato, è una santificazione, è manifestazione del frutto dello Spirito, è un servire, è un testimoniare di Cristo con gli altri. Perciò la Chiesa è viva quando il nostro rapporto umano si comincia a essere più fortificato uno con gli altri. E così che io posso entrare in una comunità e vedere che le persone lì fanno parte della mia storia. Perciò che eu devo imparare que o centro della Chiesa, o centro della storia è Cristo in mezzo alla Chiesa. E è lì che eu devo identificar-me con la persona di Cristo. E è questo che vogliamo camminare questa mattina, questa Chiesa che deve essere cristocentrica, la Chiesa che fa vedere questo Cristo invisibile. Tu sapevi che tu sei la Chiesa domani nel lavoro? Tu sei la Chiesa oggi quando tu arriva ali nel palazzo dove tu abiti? Tu sei la Chiesa dove tu prende la macchina oggi e fa fare la benzina e le persone intorno a te ti vedranno come una persona che sta manifestando Cristo. Le persone non vogliono vedere Caio, le persone vogliono vedere Cristo. Perciò la tua persona deve fare vedere chi è Cristo. E è questo il senso della Chiesa. Perciò oggi vogliamo lavorare un po' di principi qua che sono importanti. Noi che siamo questa immagine di Cristo invisibile in questa terra. Primo punto, la Chiesa di Cristo deve dimorare nell'amore del Padre. Está in Giovanni capitolo 15, versetto 9 e 10. Giovanni 15, 9 e 10 che dice così: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, dimoro nel suo amore. Cristo dimora nell'amore del Padre. La Chiesa deve dimorare nell'amore del Padre. La Chiesa deve avere questa fame e sete di comandamenti del Signore e avere questa intimità con il Padre. Che cosa è amare il Padre? Che cosa è amare qualcuno? Quando tu ama una persona, che cosa tu desidera tanto? Próxima settimana c'è un matrimonio qua, speriamo che sia un matrimonio basato sull'amore profondo, no? Ok? Quando si ama, qual cosa che noi desideriamo? Stare vicino com quella persona. Se eu amo uma persona, estou sempre pensando de estar vicino a quella persona. Se eu amo quella persona, eu voglio conoscere quella persona. Se eu amo quella persona, eu devo avere intimità con quella persona. Ossia, la dimostrazione di amore deve essere dei fatti che dimostrano veramente questo mio amore. È facile dire, io amo Dio. Sì, ma i fatti. Ossia, è un desiderare di avere intimità con le persone. Quando Cristo desiderava dei momenti di intimità con il Padre, la Chiesa deve avere questo desiderio. Ossia, la Chiesa deve sentire un desiderio di stare in Cristo, dimorare con Lui. E quanto è importante questo principio che noi dobbiamo imparare nella vita, che dimorare con il Padre, dimorare con Cristo, dimorare con i fratelli e desiderare avere questa comunione uno con gli altri. Perché come eu posso amare Dio che io non vedo, se eu non riesco a amare mio fratello che io vedo? Já avete letto qualche testo in questa linea o no? È un testo biblico. Ossia, amare Dio è amare i fratelli, amare le persone che Dio mi ha donato. Perciò dimorare con Dio e stare con le persone. O desiderio di stare con Dio e stare assieme a Dio è una dimostrazione di una vita piena e intimità con il Padre. Gesù, per essere una Chiesa cristocentrica, Gesù voleva stare sempre com o Padre. Gesù, uomo, tante volte dopo un grande miracolo, dopo un momento molto personale di Gesù, lui si ritirava e stava da solo in una intimità con o Padre.
Perciò noi dobbiamo imparare questo principio che io devo avere una vita in intimità con il Padre. Noi come Chiesa dobbiamo avere questa caratteristica, perché la gente fora deve vedere dove è il mio amore con il Padre. Perciò non posso abituarmi a avere una vita molto passiva nella vita cristiana, ma devo abituarmi a avere una vita attiva in questo principio di Cristo. Perciò la mia santità di vita deve corrispondere alla persona di Dio. Perciò amare non è una teoria, è un stile pratico di vita. Se eu não amo, eu não cerco. Se eu amo, eu desidero. Se eu amo, eu estou cercando di più. Essa Chiesa deve essere un popolo che ricerca il Signore e deve avere sintonia com o Padre. La mia grande preoccupazione tante volte è che noi stiamo creando una religione istituzionale. Noi dobbiamo avere una religione che collega le persone a Dio, una religione di vita, di stili, di comportamento, dove le persone vedono che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, che è un gruppo di persone collegate con Dio Padre. E è questa religione viva che noi dobbiamo fare vedere alla gente e non na istituzione, la Chiesa Battista Agape, no. Sono le persone che amano il Signore, che noi possiamo collegare queste persone a Cristo. La Chiesa deve avere questa intimità com o Padre e uma intimità presente e um desiderio profundo de vivere com o Padre. Desiderare Dio deve essere una cosa molto profonda. Tu hai un desiderio di Dio? Tu ami il Signore, di cercare il Signore, come abbiamo parlato domenica scorsa, presto ao mattino eu já estou cercando il mio Signore. Presto ao mattino eu já ce l'ho questa fame e sete di Dio. Cristo aveva questo desiderio e lo faceva. Perciò na Chiesa in Cristo manifesta lo stile di vita di Cristo. Seconda caratteristica di Cristo è che Cristo non manifestava la sua persona, manifestava la persona del Padre. Chi vede a me, ha visto eu? Com que Jesus estava falando em questo diálogo, que se ricorda? C'era un personaggio. Cristo, mostra o Padre. Bom, sono stato tanto tempo com te, che ha visto a me, ha visto il Padre. Cominci a pensare così. Será che nel tuo lavoro, nella tua casa, nella tua scuola, nel tuo palazzo, tu puoi dire la stessa cosa? Sono stato tanti anni con voi. Tu non hai visto a me, tu hai visto Cristo. Sono stato tanti anni con voi. Tu non hai visto a me, tu hai visto la persona di Dio. Perciò la mia vita come Chiesa è fare vedere Cristo, è fare vedere Dio, è fare vedere il Padre. Parliamo di questo personaggio, Giovanni 14, 8 e 9. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, oh Filippo, vieni qua. Da tanto tempo sono con voi e tu non hai conosciuto Filippo. Chi ha visto a me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Che bella tirata di orecchie qua che Gesù fa con Filippo, no? Filippo, sono stato con te tanti anni. Perciò io devo imparare che io sto dimostrando la persona di Cristo. Ovunque io vada, non è Caio che deve essere visibile, è Cristo. Ovunque tu vada, non è la tua persona che deve essere visibile, è Cristo. Perciò dove tu uscirai da quel posto di lavoro, dove tu uscirai da quella casa, il tuo trasloco, la gente non deve sentire mancanza della tua persona, deve sentire la mancanza di Cristo che era lì. La Chiesa cristocentrica fa vedere Cristo. La Chiesa cristocentrica fa vedere chi è il Padre. La Chiesa cristocentrica fa vedere chi è Dio. Perciò quando noi stiamo vivendo questa intimità con Dio, noi facciamo vedere alla gente che è Dio. Una cosa che mi lascia molto soddisfatto, ma non posso avere la superbia, sempre dico, quando viene quella soddisfazione devo andare con água, no, per svuotare novamente quella superbia, quell'orgoglio, no? È quando la gente dice, c'è qualcosa in te di diverso. C'è qualcosa di diverso. Perciò quando la persona dicono questo, l'ago deve venire subito per svuotarmi. Perché la gente deve dire a noi, c'è qualcosa in te di diverso. E questo diverso è Cristo.
Perciò la gente deve scoprire Cristo tramite il tuo comportamento. È lì. Perciò noi non stiamo parlando solo di una persona, noi stiamo parlando di questa Chiesa. Noi dobbiamo essere espressioni di questo amore del Padre. Noi dobbiamo manifestare questa caratteristica di Cristo. Noi dobbiamo essere l'espressione della grazia e della misericordia di Dio. Noi dobbiamo fare vedere un stile che è completamente diverso del mondo. Perciò quando un fratello, una sorella, una persona perdona, e o mundo dirà: ma come tu hai fatto questo? Cristo mi insegnò. Cristo mi insegnò a perdonare. Adesso io perdono. Ma come che tu riesci a camminare con questa persona che è così, così? Cristo mi insegnò a camminare con questa persona così, così, così. Ma come che tu... Cristo mi insegnò questo, non sei tu che está me ensinando, é Cristo. Perciò un cristiano ha un stile di vita, un comportamento che fa vedere Cristo che è completamente diverso di questo che il mondo ti insegna. Noi abbiamo imparato la vendetta. Ah, se fa questo eu não faccio quello, se fa questo eu farò quello. Se eu ho detto quello eu mi sono adesso così. Ah, eu ce l'ho mio muso perché una persona mi ha detto questo. Cristo non vedo così. Eu vedo Cristo lá vedendo a miséria della persona, a miséria della gente e avendo compassione e misericórdia. Perciò io devo sapere che noi come Chiesa dobbiamo manifestare questa compassione e questa misericordia. Quando c'era una persona malata, che cosa Gesù faceva? Guariva. Quante persone malate intorno a noi? Quante persone che soffrono intorno a noi? Non sto parlando só de uma malattia fisica, ma tanta sofferenza e tanto dolore. Qualche settimana stava parlando quase de uma pessoa, tanta amarezza dentro di se stessa. Che cosa noi come Chiesa dobbiamo fare con questa persona? Avere compassione, avere misericordia. Perché una persona amara è dura, una persona amara offende, una persona amara c'ha la vendetta. Io devo sapere che io devo entrare nella storia di questa persona per capire un po' la storia di questa persona e manifestare grazia e misericordia del Signore. Que l'unica persona que pode transformar uma pessoa que vive na amarezza é a Chiesa de Dio. Se nós come Chiesa não riusciamo a abbracciare una persona nella amarezza, que Chiesa nós siamo? Tante persone vivono nella solitudine, nella mancanza di perdono, un dolore profondo, ma è la Chiesa che trasmette un messaggio diverso. Noi abbiamo conosciuto in Cristo, perciò io una Chiesa in Cristo deve offrire una nuova opportunità alle persone. C'era quella donna che è stata trovata in un momento di adulterio e quella donna lascia una storia di guarigione. E Gesù guarda, neanche io ti condanno, non peccare più. Gesù offre una nuova opportunità di vita a queste persone. È Cristo che crea un nuovo, una nuova storia. È Cristo che morre per creare vita per noi. Perciò quante volte noi non vogliamo morire noi stessi per dare vita alle persone. Ma una Chiesa cristocentrica, la mia morte deve essere presente in mezzo alle persone, in modo che gli altri possano avere vita. Non sono i miei desideri, non è la mia volontà, non è quello che io penso. Io sono qua per morire in tutti i miei desideri, nella mia volontà, nei miei pensieri, per dare vita alle persone che sono intorno a me. È questo che Cristo mi insegnò nella storia. Perciò questo Dio invisibile che Cristo manifesta, adesso è questo Cristo invisibile al mondo che sono io a manifestare tutto questo alla gente. Perciò è Dio che nel mondo invia la sua Chiesa e è questa Chiesa che siamo noi oggi per essere cristocentrica. Noi siamo stanchi oggi di vedere un mondo così, così. Noi siamo stanchi di vedere le chiese che sono così, così. Noi dobbiamo essere qualcosa di nuovo. E questo di nuovo è il messaggio di Cristo. Questo messaggio di Cristo è nuovo. Questa settimana stavo leggendo una storia di un testo, não? De uma pessoa que não é neanche cristiana. Mas ha letto, è interessante che in tutta la storia c'è un principio che si mantiene per sempre. E questo principio si chiama la verità. E questa persona stava descrevendo a importância della verità, perché la verità è Cristo, la verità è nella parola e noi stiamo qua per manifestare la verità, non l'ingano, è quello che è Cristo. Perciò Cristo affermò: chi vede a me, vede Dio. Chi vede a me, vede il Padre. Será que nostri amici diranno la stessa cosa? Eu não vedo a te. Eu vedo Cristo. Ou tu pode dizer a stessa frase:
nel mio lavoro, chi ha visto a me, ha visto Cristo. È questa la Chiesa. È questo che noi dobbiamo essere. Possiamo dire con la stessa autorità, chi ha visto a me, ha visto Cristo. Perciò la nostra grande responsabilità di un cristiano è manifestare la giustizia di un Dio, non la mia giustizia. Una frase che tante volte offende Dio è quando noi difendiamo la nostra giustizia. La tua giustizia non c'è nessun valore. La tua giustizia, come parla in Geremia, è uma imundizia, non c'è valore. Ah, non è giusto. Questa tua frase non è giusta davanti a Dio, perché la giustizia di Dio va oltre, è diversa, non è giusto. Lascia che la giustizia perfetta di Cristo si manifesti e tu vedrai che questa giustizia era in una croce e questa giustizia era una morte, questa giustizia è una sofferenza, questa giustizia era un sangue. È la giustizia di Cristo. È lì che io devo fare vedere la giustizia di Cristo dove sembra una ingiustizia. È lì che fare vedere chi è Cristo. È questa giustizia di Dio, è questa grazia di Dio, questo amore di Dio, è questa misericordia di Dio. Se noi siamo popolo, se siamo chiesa, se siamo cristiani, la gente vede Cristo con una giustizia diversa. È una giustizia che non è collegata con pensiero umano. È in Cristo, che è o novo. Terzo punto di una chiesa cristocentrica sta in Filippesi 2:8. Trovate esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ebrei 5:8-9. Benché fosse Cristo, imparò. Che cosa imparò? Ubbidienza delle cose che soffrì. Il reso perfetto diviene per tutti quelli che gli obbediscono, autori della salvezza eterna. Giovanni 14:23, Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio l'amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Una chiesa cristocentrica è obbediente. Perciò la Chiesa obbedisce, perché Cristo fu obbediente in tutta la sua storia qua. Questo Cristo uomo obbedisce ao Padre e rimane obbediente fino alla morte, a morte di croce. L'obbedienza è una caratteristica di un cristiano. Já abbiamo parlato diverse volte, ma è sempre importante ricordare. Obbedienza è diverso di concordanza. Concordanza, se io sono d'accordo, io faccio. Se io non sono d'accordo, io non faccio. Questa è ribellione. Se eu sono d'accordo, io obbedisco. Se eu non sono d'accordo, io obbedisco. È lì l'obbedienza. È quando io non sono d'accordo. È lì l'obbedienza. Io penso diverso. È lì l'obbedienza. È lì l'obbedienza. Perciò Cristo mi insegna l'obbedienza completa. E qua la Chiesa deve imparare che l'obbedienza deve essere completa. Perché la mia morte já esiste. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. La Chiesa sa che esiste un Dio sovrano, un Dio che sa o meglio per me. La Chiesa deve sapere che Dio conosce più avanti di me. E Dio dà delle persone che anche hanno delle più esperienze di me. Perciò la visione che Dio ti dà, ti fa vedere, è lì che entra o senso di una obbedienza a quello che io non vedo. Quando la Chiesa conosce questo Dio, obbedisce senza paura e obbedisce in modo completo. Quando noi stiamo vivendo in una completa intimità con Dio, l'obbedienza è una delle cose più belle che esiste. Eu sempre dico, io ero una persona ribelle. E per tanti anni nella mia vita, come cristiano e come giovane, io sono stato ribelle almeno per un 15 anni di vita cristiana. Dopo che mi sono convertito novamente ao senso dell'obbedienza, ho detto, basta. Adesso io obbedisco, o problema è di quello che mi dà o comandamento, perché non è più io. Eu mi ricordo una volta sono andato in Brasília, eu sono andato nella chiesa ao pastore che tante volte ha creato difficoltà e durante un culto lui mi ha dato la possibilità di predicare e prima di iniziare la predica ho chiesto perdono a questo pastore perché per tanti anni io ero una persona disobbediente oppure
parola desobbediente è bella, né? Ribelle. Io ho chiesto perdono a quel pastore. E oggi abbiamo una amicizia bellissima, no? E così è l'obbedienza che ci insegna questo principio, di liberarsi della cattiveria del mio peccato di disobbedienza. Adamo e Eva mi hanno insegnato questo, a essere disobbedienti, a essere ribelli. Cristo mi insegnò a essere obbediente completamente a Dio. E questa obbedienza, quando la Chiesa obbedisce, prepara tutto il migliore daquilo che Dio ci insegna. Obbediência é libertar, obbediência é caminhar em uma vida próspera e vitoriosa. Por que tanto de nós hoje não hanno la prosperità? Por que tanto de nós hoje sofrono delle situazioni che percepiamo? Per quê? Perché manca o senso di una dipendenza completa, di una obbedienza completa. E é questa obbedienza che il Signore ci insegna nella sua parola. Quando obbediamo, sappiamo che stiamo camminando in dimostrazione di amore. Quando eu obbedisco, eu amo. Quando eu obbedisco, l'amore está se manifestando. É l'obbedienza. E perciò, chi è figlio qua? Tutti noi siamo figli, no? Adesso non ce l'ho mio padre, ma neanche la mia mamma. O quanto é bello quando i nostri genitori ti davano una ordine che era impossibile da fare. Já é successo con te? O i nostri genitori ti davano una ordine che tu sei arrabbiato tantissimo, e hai gridato e hai pianto. Solo io che ho fatto questo o no? Ma quando io obbedivo, io imparavo o senso della vita. E hoje nós siamo così. Siamo bambini dentro di noi, che facciamo la nostra ribellione, gridiamo, piangiamo. Ma dopo quando obbediamo, noi percepiamo, è molto più preziosa. Cari, obbedienza è vita, è libertà. I comandamenti di Dio non sono pesanti e neanche difficili. Basta che c'è la mia morte, che io possa obbedire completamente a questo che Cristo ci insegna. Obbedire a Dio é disobbedire a nós stessi. Obbedire a Dio é sapere che Lui è sopra di me. Eu devo conoscere veramente Dio per sapere che tutto quello che Lui mi comanda è per il mio bene. Eu devo conoscere bene Dio e quando eu comincio a capire questo amore di Dio, la mia disobbedienza a me stesso sarà la mia vita, perché io obbedisco a Lui. È Cristo. Perciò la terza caratteristica di una chiesa cristocentrica, obbedisce a Cristo, obbedisce a Dio completamente e vive nell'obbedienza. Quarto punto, e questo è un punto un po' più delicato per noi. Una chiesa cristocentrica, Filippesi 1,29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di... Una chiesa cristocentrica soffre. Secondo Timóteo 3,12, del resto tutto quello che vuole vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Una chiesa cristocentrica soffre. Sofferenza è benedizione. Sofferenza è dolore. Sofferenza fa parte di una camminata con il Signore. Noi siamo perseguitati e dobbiamo essere perseguitati. Questa settimana mi ricordo se era... Quando era qua? Giovedì, no? Giovedì era qua in chiesa, è arrivato un momento che nella mia sala io ero da solo, come si dice, ho detto Dio, basta, basta. Ero un po' stanco. E non fisicamente, ma con la testa, no? E dopo mi sono ricordato di questo, Kai, tu devi predicare di questa domenica. Come tu parlerai di sofferenza, di persecuzioni, di dolori, se tu non vuoi vivere. In quel momento Dio mi ha consolato. In quel momento, da solo, Dio mi ha consolato ricordando nella parola del Signore. Questa parola che dice persecuzione, questa parola che dice sofferenza. E quando eu ho pensato in queste parole, in quel momento di difficoltà, eu ho chiesto, Dio, mi invia pelo menos un goccio d'acqua che io possa sentire un sollievo. E Dio fa, e Dio fece. Mi sono ricordato di quella meditazione di domenica scorsa, no? Di quel grido di 5 secondi di Neemia, quella preghiera di Neemia, un goccio, Signore. E il Signore fece per me, in quel momento mi ha consolato. Perciò quando tu ti senti così che non c'è più speranza, perché tanto dolore, tanta persecuzione, tanta sofferenza, ricordati, Cristo soffrì, Cristo ha sofferto e la promessa è questa. Ma Dio mi ha dato una chiamata, io devo proseguire in questa chiamata. Perciò la sofferenza non può impedire che io mi fermo.
anzi, deve essere questa benzina, che costa meno che o diesel oggi, deve essere questa benzina che mi porta a continuare più motivato all'opera do Signore. É lì la sofferenza non è un momento di pausa, è un momento di continuare. Perché o messaggio di Cristo è questo: persecuzione e dimostrazione che stiamo camminando nella via giusta. Sofferenza e dimostrazione che io sto avendo intimità con il Padre. Perciò se tu stai soffrendo per il Vangelo, se tu stai soffrendo per la causa di Cristo, ringrazia. Ringrazia, gioisci. La sofferenza di Cristo aveva una motivazione all'amore verso di noi. La sofferenza di Cristo è perché stava guardando a te. La sofferenza di Cristo è perché stava soffrendo perché ti amava. La minha sofferenza deve essere la stessa, una chiesa cristocentrica. Eu devo soffrire perché io amo i miei fratelli. Quante volte noi diciamo, quello là non merita la mia sofferenza. Non permetta che questa frase entre nella tua testa. Comincia a soffrire per amore ai tuoi fratelli. Comincia a subire le persecuzioni perché tu ama la tua chiesa. Comincia a subire le conseguenze di un dolore e di sofferenza perché tu stai dimostrando amore alle persone che sono vicino a te. Cristo soffre perché ti ama. La sofferenza di Cristo è perché ti amava. Perciò la mia motivazione della Chiesa è Cristo in quella croce che stava soffrendo per amore a me. Che la tua motivazione sia la stessa cosa. Sei pronto a soffrire per un fratello? Dipende do fratello, pastore. Sei pronto per soffrire per una sorella? Dipende della sorella, pastore. No. Cristo stava soffrendo per tutte le persone, compreso quello che stavano uccidendo lui. E lui stava amando. É questo l'amore. Perciò io amo mio fratello, la mia sorella, e io soffrirò per questa causa. Perciò, quanto più vicino al Signore, più grande sarà il mio amore con i miei fratelli. Se io ho difficoltà di amare il mio fratello, è perché io sto distante di questo mio Dio. Vicino al Signore, io amo e soffro. Quinto punto, Matteo 20:28. Appunto come o Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20:28. La Chiesa deve servire. Cristo è venuto per servire. E servire non è una cosa semplice. Servire si paga prezzo, è stanco, è pesante. Perciò quando vediamo Cristo è una cosa fortissima. Ieri stavamo parlando com um grupo de estudo bíblico qua, stava parlando de uma história. Gesù era a casa sua. E che cosa succede? Cosa succede, Diego? Sì. E Gesù ha detto, basta, io sto facendo l'altro compito qua, perché adesso venite qua a cercare di intromettersi dentro della mia casa e togliermi di questo, del mio non riposo, ma sto facendo le altre cose. È tanta cosa. Che cosa Gesù risponde? Guarisce e perdona questi malati. Ossia, o nosso Cristo Gesù, quando vede stava andando in una casa e qualcuno lo tocca, una donna lo tocca. E Gesù percepisce, si ferma. Gesù stava caminhando per strada e vendo um cieco, ritorna, ascolta e guarisce. Ossia, Gesù stava per servire le persone. La Chiesa, quando ascolta, quando sente, è per servire le persone. Perché io, sei tu. Ma perché non gli altri? Sei tu. Noi siamo qua per servire le persone. O texto che abbiamo usato settimana scorsa, Eclesiastes 9:10. Se tu vedi qualcosa che le tue mani possam fare con tutto il tuo cuore e non avere la síndrome di Pilato e di lavare le mani, non è con me. È servo. La Chiesa cristocentrica vede e serve. La Chiesa cristocentrica ascolta un grido di aiuto e serve. Noi siamo qua per servire agli altri. È questo il principio della Chiesa. Quando nós scegliamo la Chiesa, quando stiamo dentro della Chiesa, nós estamos scegliendo non per essere servito, ma per servire.
Oggi c'è quella moda, no? Ah, io vado in quella chiesa perché c'è quel pastore, c'è quel gruppo musicale, c'è una scuola sì, c'è qualcosa sì, e là funziona così, quella bella chiesa, blah, 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 per essere servito. Per essere servito. Tutto sbagliato. Quando eu vado in una chiesa, eu entro per servire, non per essere servito. Nós vogliamo arrivare in una chiesa e c'è là tutto pronto per noi. Tutto semplice per noi. Eu voglio essere servito. Calma. Quando tu entra in una comunità, tu vedi la necessità e tu si disponi a essere un servo. Cristo mi insegnò questo. Se Cristo mi insegnò questo, è questo il principio che deve essere la mia vita. Una chiesa cristocentrica è per servire. La chiesa non è per me. La chiesa è per me servire gli altri. La chiesa è un popolo che serve a vicenda. Perciò che na chiesa non si cerca privilégio. Nel mondo nós vogliamo potere, glória, onore, fama, ricchezza. Nella chiesa no. Nella chiesa noi abbiamo cenere, terra, pano, tutto rotto, umiltà, croce, le spine. Quale cosa che tu preferisci? Un trono, una gloria, il tuo nome riconosciuto? O tu preferisci le cenere, i poveri della terra? Quale che tu preferisci? Nel nostro orgoglio umano, eu preferisco un trono. Tutto pronto per me, essere servito, mi porta un succo, mi porta quello che vorrei da mangiare. E noi siamo così. Ma non è questa la Chiesa di Dio. Dove sono le ceneri, dove sono la terra, i poveri della terra, è lì che mi umilio. È lì che sono le spine, è lì che c'è la croce, è lì il mio posto. È lì il mio posto. Una Chiesa cristocentrica è così. Perciò la nostra storia, la mia storia, la mia fede è in questo tipo di Chiesa. Numero 6. Giovanni 15:12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate uni agli altri come io vi ho amato a voi. Ossia, la Chiesa ama il mondo. Giovanni 3:16. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Non è amare lo stile del mondo, è amare le persone che sono nel mondo. È amare le persone che sono difficili. È amare le persone che sono lì nella sofferenza, nel dolore, non giudicare le persone. La Chiesa è chiamata a amare e basta. Perciò Cristo Gesù, quando eu comincio a litigare con Lui só dice una frase per me: Caio, ama. E Cristo Jesus está dizendo a te a stessa coisa. Tu, quando cominci a litigare per una situazione, per una persona, Cristo Jesus está dizendo a te: ama. E tu vedrai que quando tu ami, tudo cambia. Quando tu ami, tudo cambia. Questa settimana stava falando com um grupo de pessoas, ela disse essa coisa, não? O quanto é importante, quando conosciamo uma pessoa, amare subito. Perché quando nós cominciamo a conoscere i difetti, nós não riusciamo a amare. Quando eu conosco uma pessoa, já devo amare subito. Porque quando eu comincio a conoscere i difetti di quelle persone, eu já estou amando. E l'amore copre una moltitudine di peccati. Se eu não riesco a amare le persone, eu sono un giudice. Ma quando eu amo, eu sono un cristiano. Perciò il nostro fratello, la nostra sorella, le persone intorno a noi sono molto difficili. E come sempre dico, se tu vai vedere una persona difficile, prendi un specchio e guarda quella persona, è ancora più difficile. Ma quando tu cominci a amare le persone, tu vedrai che quando cominci a venire fuori i suoi difetti, tu già ama. E tu sei un servo. Tu hai compassione, tu hai grazia, tu hai misericórdia. E se serve correggere, tu sei pronto a correggere in amore. Se serve prendere una tirata di orecchio, tu farai questo in amore, che è diverso con odio, con amarezza e con dolore. Le persone che Dio ti ha donato, ama. E questa è la Chiesa cristocentrica. Perciò l'amore è l'essenza di Dio. L'amore è l'essenza di Cristo. L'amore è l'essenza di una vita di Chiesa. Perché quando sto criticando una persona, l'amore non c'è. Ma quando comincio a vedere i problemi delle persone, io cerco di aiutare, l'amore c'è. E la nostra scusa è: ma se la persona non vuole, è un problema suo. La mia responsabilità è aiutare e servire in amore. Una Chiesa cristocentrica è così. Perciò è la Chiesa che manifesta Cristo.
Amare è una decisione di essere come Cristo. Amare è una decisione eterna verso tutti, senza discriminare nessuno. Amare è quelli che sono davanti a me. Amare sono le persone che Dio mi ha donato. Chi è al tuo fianco oggi? Questo è facile, no? Chi sta un po' più lontano da te oggi. Tu ama questa persona? Sei pronto a servire questa persona? Sei pronto a morire per questa persona? È questo l'amore. È questo che Cristo ci insegna. Noi dobbiamo amare le persone. Tutte le persone. L'ultimo punto, Marcos 6,34. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione. Perché erano come pecore che non hanno pastori. E si mise a insegnare loro molte cose. Qua vediamo un Gesù che ebbe compassione. E Gesù, uscendo da quella barca, è andato a pescare ali com Fúrio. E quando o Fúrio estava smontando a barca ali, esce Gesù da quella barca e ha detto: "Ô Fúrio, posso sistemar a barca adesso? Perché ho visto adesso tanta gente qua." Mas Fúrio ha detto: "Ma Gesù, nós siamo stanchi, abbiamo passato tutta la giornata pescando." E Gesù ha detto: "Non c'è stanchezza per quelli che hanno compassione." Um paragone com questa barca ali. Ma o quanto è prezioso questo che Gesù ci insegna. Lui vede le persone e ebbe compassione. E lì sicuramente era stanco. Ma no, le persone sono più importanti. E lì lui ebbe compassione. E questa deve essere la caratteristica della Chiesa. Quando tu vedi una persona in una sofferenza, un dolore, tante volte uno dice che ha fatto quello, ha seminato quello e adesso è così. Ebbe compassione. La Chiesa deve compatire, soffrire assieme. Così Gesù, vedendo lì quella gente come popolo senza pastori, senza sapere che cosa fare, una disperazione, compassione. Quando eu vedo le persone perse, senza cosa fare, posso avere tante cose, ricchezza, ma sono perse. Compassione. Compassione. Eu devo soffrire com queste persone, come abbiamo parlato all'inizio, soffrire con quelli che soffrono, soffrire con queste persone e ebbe compassione, entrare nella miseria delle persone, entrare nella sofferenza delle persone, entrare nella miseria di quelli che stanno soffrendo. Quando stai vivendo um momento de miséria, chi entra nella tua vita é chi ebbe compassione per te. Quando eu estou sofrendo, chi ebbe compassione con me é quelli che veramente mi amano. Così quando nós stiamo nella miséria, abbiamo tanto di qualcuno, di un abbraccio, di un amore, qualcuno che possa capirci. Ma nós dobbiamo fare questo con le persone che stanno nella miséria. E quanto di noi? Tu conosci la miséria di ciascuno di qua? E tante volte dobbiamo fare un incontro per fare questa chiacchierata, per compatire, per condividere la mia miseria, in modo che io possa sentire un abbraccio, in modo che io possa sentire un amore, un sguardo di tenerezza e di amore. Gesù vide la gente e ebbe compassione. È la caratteristica della Chiesa. E l'unico gruppo che può manifestare questa compassione in questo mondo è la Chiesa. Hoje faremos um pranzo tra pouco e será muito belo. É um momento único come Chiesa que nós possamos radunarci in un tavolo, scambiare il cibo con una persona e lì conoscere la persona e amare le persone e come un servo servire le persone e conoscere la storia della miseria di questa persona e compatire con la persona. Quando abbiamo questo incontro qua in comunità, è un momento ricco di conoscere una persona che noi non conosciamo bene. Perciò quando facciamo questo pranzo è per servire, per compatire, per amare, per obbedire, per essere un servo che Cristo ci ha insegnato. La Chiesa in Cristo fa questo. Se io e noi non stiamo facendo questo, non stiamo capendo il principio di Cristo. Se nós não estamos vivendo questo, c'è la mia vita e non la mia morte. C'è il mio desiderio e non desiderio di Cristo. C'è la mia disobbedienza e non a obbedienza a Cristo. Perciò è un momento di stare assieme con i fratelli e compatire, e condividere, e cominciare a piangere uno
con gli altri, oppure cominciare a sorridere uno con gli altri per la gioia. E questa è la Chiesa centrata in Cristo. Una Chiesa che ama, che obbedisce, che serve, che c'è la sofferenza, il dolore. Una Chiesa che è pronta a morire per dare vita agli altri. È una Chiesa che ama stare con il Signore. Una Chiesa che desidera intimità con il Padre. E questa è la Chiesa cristocentrica. È lì che noi facciamo la religione, religare le persone a Dio, la vera religione. Preghiamo. Pensa in una persona fuori del nostro mondo di Chiesa. Lui conosce Cristo tramite la tua vita, il tuo stile di vita, il tuo vicino di casa, i tuoi parenti, lavoro. Questa persona ha visto Cristo in te? Un Cristo invisibile a questo mondo sarà visibile tramite la mia vita. Questo Cristo visibile è responsabilità mia. Questo Cristo visibile è con me. Questo Cristo visibile sono io perdonando, guarendo, servendo, amando, soffrendo, gioendo. Sono io. Non sono i miei diritti, è la giustizia di Cristo, di Dio. Pensa nella tua vita adesso, in mezzo al tuo popolo. E tante volte usiamo quella frase, è molto difficile. È molto difficile la mia morte, morire per gli altri. Il problema non è servire, sono io che non vorrei morire. Il problema non è amare, sono io che non vorrei morire. Il problema non è compatire, sono io che non vorrei morire. Il problema non è obbedire, sono io che non vorrei morire. Chiede a Dio, Dio, che il peccato che ancora vive in me, questo sì possa morire dentro di me. Che il peccato che tante volte abbonda in me, che sia morto. In modo che il frutto dello Spirito possa essere trasmesso nella mia vita. Nosso Padre, che grande combattimento che noi abbiamo con noi stessi. Quando la mia mente começa a essere riempita della mia giustizia, do mio modo di pensare, está ocupando um espaço muito grande e impedisce que a mente de Cristo possa essere sovrana e potente nella mia vita. Tu hai, Padre, mi hai dato la mente di Cristo. Che io possa essere Cristo in questa terra. Questo Cristo visibile tramite la mia vita. Io ti ringrazio, Padre, per questa Chiesa. Quanti servitori tu hai. Quanti Cristi abbiamo qua, oh Padre. Quanto Cristo visibile vediamo. E che possa continuare così.
ma ci sono ancora, Padre, di fratelli e sorelle che hanno una grande difficoltà e che loro, Padre, possano abbandonare questo modo umano per essere riempito dello Spirito tuo, riempito di Cristo. Pienezza dello Spirito e fare vedere la persona di Cristo. Grazie, perché la tua parola, nella semplicità della tua parola, c'è una potenza di vita, c'è una profondità di vita. E grazie perché tu ci sei. Benedice, oh Padre, la tua Chiesa, che uscendo di qua oggi può essere una Chiesa di Cristo ovunque sia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Se tu hai una difficoltà tante volte di vivere queste caratteristiche di Cristo, condivide. Una cosa preziosa nella vita è quando noi apriamo il nostro cuore confessando i nostri peccati. Noi abbiamo tanto orgoglio e superbia di non confessare i nostri peccati. Ma c'è un testo biblico che dice: confessare i peccati negli altri per essere guariti. E che questo só possa succedere nella nostra vita. Di dire, pastore, o dire a un amico tu di fede, io ce l'ho questa difficoltà. Io riconosco che ho bisogno di questa guarigione. Amém? Possiamo stare in piedi? In obbedienza a Cristo, adesso è il momento di décima e offerta. La nostra responsabilità è un servizio. È quello che noi dobbiamo fare con gioia, con entusiasmo e con allegria. Contribuire. Come già avete visto, non ci sono più maialine, ci sono 2 salvadanai, perché vogliamo continuare a servire l'opera missionaria. Ok? È stato bellissimo il ricavato di questo ultimo anno e che possiamo continuare nuovamente a essere servi nell'opera missionaria in tutto il mondo. Facciamo questo, offriamo con gioia, cantico. Gesù è il mio rifugio. Ok, cantiamo e adoriamo e offriamo. Cristo sei mio rifugio, in te io confido. Cristo
ringraziamo Padre per le decime, per le offerte, Padre, che tu possa essere con noi durante questa settimana. Padre, nel nome di Gesù, che la tua parola possa essere vita in noi. Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, va bene gli avvisi? Ok, quando sarà baby shower? Marzia, il 21 di febbraio, ok? Non dimenticare di portare una pietanza salata, dolce e un pannolino solo? Usato? No, un pacco di pannolini, 2 pacchi di pannolini, ok? Che possiamo fare questo regalo prezioso. L'altro avviso, giovani, sabato 21 c'è? 28 febbraio, culto dei giovani qua, a Belluno, che faranno un'evangelizzazione a Belluno e giovani, ok? Così qualche informazione potete parlare con il responsabile, ma c'è anche qua o sabato. Ok, evangelizzazione a Belluno anche alle 15:30, prezioso, ok? Prossimo sabato, domenica, Manuele e Alessia, ok? Tutta la chiesa invitata, per tutta la chiesa, prezioso. Novamente eu chiedo facciamo così, pensate domenica che è un aereo che parte alle 10:15, così alle 10:15 che tutta la chiesa possa essere presente. La chiesa di Treviso está com a abitudine de, como se diz, arrivare ao culto dopo alle 10:40, dopo alle 10:50. Calma, o culto inizia alle 10:30. È un culto al Signore. Inizia tutto al Signore. In quella domenica ci saranno tante persone. E non sarà niente di bello entrando la sposa qua e 15 persone intorno alla sposa entrando insieme. Bruttissimo, no? Così chiesa, per favore, domenica prossima alle 10:15, o anche alle 10, non c'è un problema di essere già presente qua, ok? Vogliamo fare una cerimonia molto bella, semplice e un culto al nostro Dio. Sarà un culto con un matrimonio. E così potete arrivare alle 10:15 massimo. La sposa já mi ha detto che alle 10:15 già sarà pronta qua in sala culto. No, sala culto no, in chiesa. E già sarà pronta qua, ok? E lo sposo mi ha detto che arriverà alle 10. Vuole arrivare alle 7 del mattino, non so perché. Ok? Prossima domenica. Ok, che cosa qua? Ok. O campeggio dei giovani, ok? 21, 22, 22, 23 di 22, 23, 24 di maggio. Informazioni, Junior c'è qua, responsabili sono qua. Per favore, iscrizioni subito, veloci. Avanti. Ok, gli altri avviso. Assemblea generale oggi alle 14, iniziamo qua. Già abbiamo tutte le assemblee, fatto le assemblee locali, Belluno, Conegliano, Treviso e Padova, e adesso facciamo la generale. Ok, anniversario della Chiesa sarà il 29 di marzo, ok? Faremo l'anniversario, 25 anni della Chiesa, e sarà con noi il Pastore Pasquale Piradini, e sarà con noi quella domenica, e la Chiesa la sede di Belluno, Padova e Conegliano saranno con noi con la sede di Treviso, e faremo tutto il culto assieme, e sarà una bellissima esperienza, ok? Anche la lode, e vogliamo fare un culto molto diverso, creativo, nuovo, ma un culto al nostro Dio, ok? Così il 29 di marzo. C'è un pranzo, ok? Se qualcuno non si è iscritto c'è ancora posto. Ma gli uomini, per favore, Jonas ha chiesto un appoggio, no? Per sistemare i tavoli e anche le sedie. Gli uomini, per favore, dare un appoggio adesso, ok? E facciamo questo servizio al Signore. Amen? Preghiamo. Coppia? Ok? 14 di febbraio, parlare con il responsabile, faremo una cena, un incontro di coppia, avrà una cena, così informazioni potete parlare con il responsabile e per vedere come sarà, ok? Sono qua, 1, 2, 3, 4, sì, quasi tutti i responsabili sono qua, ok? E così possiamo fare. Basta? Preghiamo. Nostro Padre, vogliamo finire questo culto con una gioia in te e vogliamo essere questa chiesa cristocentrica. Grazie per questo momento, grazie per questo momento intenso come popolo, come gente, come chiesa. E vogliamo vivere le novità che tu ci insegna.
Vogliamo, Padre, finire questo culto con cuore grato, perché Tu sei il nostro rifugio, la nostra sicurezza. Grazie per tutto e le Tue benedizioni. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica a tutti. Ciao.